Diminuiscono i contagi in Calabria, oggi sono 166 nuovi positivi, si registrano altri 3 decessi. È deceduta questa mattina all'Annunziata di Cosenza una delle ospiti della RSA di Cassano positiva al Covid, aveva 99 anni, è il terzo decesso tra gli ospiti di Casa Serena. Il primo giorno di scuola in presenza dopo mesi di DAD è servito a misurare il sistema dei trasporti in Calabria nell'era della pandemia. La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Calabria ha provocato notevoli danni, colpita anche l'area dove ha sede il santuario di San Francesco di Paola, chiesto lo stato di calamità. La pandemia ha bloccato tutto, ma a Camigliatello gli impianti sciistici risentono dell'usura del tempo e dell'abbandono. Sono stati arrestati dai carabinieri di Palmi i presunti autori della tentata rapina all'ufficio postale della periferia sud di Reggio Calabria. Il fatto è accaduto il 1° ottobre del 2019. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura il punto sui contagi con il consueto bollettino della Regione. Oggi si registrano 166 nuovi positivi e 3 decessi. Diminuiscono i contagi in Calabria, oggi si registrano 166 nuovi positivi su 2068 tamponi processati. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 43, Catanzaro 16, Crotone 6, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 89. I ricoveri in reparto sono 264, mentre sale a 24 il numero dei degenti in terapia intensiva. Oggi si registrano altri 3 decessi, 2 a Cosenza e 1 a Reggio Calabria, che portano a 599 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Il focolaio all'interno della RSA di Cassano. Oggi si registra il terzo decesso tra gli ospiti di Casa Serena. Si tratta di una donna di 99 anni che nei giorni scorsi era stata ricoverata all'Annunziata di Cosenza. Terzo decesso tra gli ospiti di Casa Serena, la struttura per anziani di Cassano allo Ionio, dove 30 ospiti su 33 nei giorni scorsi sono risultati positivi al coronavirus. Questa mattina all'Annunziata di Cosenza, dove era stata ricoverata per l'aggravarsi delle condizioni, è deceduta una donna di 99 anni. A dare notizia del nuovo decesso è stato il sindaco Gianni Papasso. Nell'istituto attualmente sono presenti 26 ospiti. Sotto controllo al momento il focolaio scoppiato nella RSA. Cassano allo Ionio è ancora zona rossa, sono circa 200 i contagi in città. Per questo il sindaco ricorda che la situazione è estremamente delicata e a farne le spese, sottolinea, sono soprattutto le persone più fragili. Tuteliamole, aggiunge, rispettando le regole e restando a casa. Adesso nel prossimo servizio il punto sui vaccini. Alle 8 di questa mattina erano 45.182 su un totale di 62.680 disponibili le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Calabria, 12.000 circa i soggetti che hanno ricevuto le 2 dosi necessarie per una totale immunizzazione. La Regione, con il 72,1% di inoculazioni effettuate, mantiene la penultima posizione nella graduatoria nazionale, precedendo la Liguria col 70,1%, che ha avuto assegnate però un maggior numero di dosi, pur avendo una popolazione inferiore. Sono arrivate ieri, intanto, distribuite dai militari del Reggimento Aviazione Sirio di stanza da Mezzia Terme, le prime 2.100 fiale del vaccino Moderna, che si aggiungono a quelle di Pfizer-BioNTech in gran parte già utilizzate nella prima fase di immunizzazione. Le dosi, giunte con un corriere espresso, sono state distribuite in quote uguali agli ospedali di Castrovillari, la Mezzia Terme e Merito Portosalvo. Altre ne seguiranno nei prossimi giorni, da distribuire in altri presidi ospedalieri della Regione. L'AIFA ha chiarito che le 2 tipologie di vaccino a RNA messaggero saranno prevalentemente utilizzate nelle fasce della popolazione ad alto rischio di sviluppare la malattia in forma grave, mentre le dosi di AstraZeneca potranno essere inoculate di sicuro ai soggetti under 55 anni, ma non solo, visto che l'Agenzia del Farmaco ha spiegato che le incertezze sull'utilizzo in età avanzata derivano esclusivamente dalla scarsa rappresentanza degli over 55 durante la sperimentazione. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è operativa la piattaforma informatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 per le regioni collegate ai sistemi di poste italiane, e quando terminerà la fase dedicata a operatori sanitari, ultraottantenni e categorie a rischio, darà la possibilità ai cittadini di effettuare prenotazioni online dal Postamat, tramite i portalettere o da call center. Intanto, come accade nel weekend, solita frenata sui tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 1.800, di cui 580 antigenici e 195 casi positivi. Stabili i ricoveri
ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive, dove si registra un +1. Dopo mesi nessun nuovo ricovero nelle strutture della provincia di Cosenza, tutti a domicilio i 56 nuovi positivi. Il contagio si estende anche nei luoghi di lavoro. Secondo il recente rapporto INAIL, i casi a livello nazionale hanno ormai superato la soglia di 130.000. In questo scenario la Calabria annovera 739 casi, di questi 384 donne, 355 uomini. Cosenza, con 266 casi, è la provincia più colpita, seguita da Reggio Calabria 210 e Catanzaro 196. Il primo giorno di scuola in presenza dopo mesi di DAD è servito a misurare il sistema dei trasporti in Calabria nell'era della pandemia. A quanto pare, più dell'aula, fa paura il bus. Le adesioni di massa alla DAD, prevista e consentita dall'ordinanza regionale numero 4, che rende facoltativa la presenza per i ragazzi delle superiori, si spiegano forse con il timore delle famiglie di far viaggiare i propri figli sui mezzi pubblici e sulle carenze del servizio di trasporto. Non sono bastate le misure adottate dalle aziende di trasporto. L'Amaco a Cosenza ha raddoppiato le corse nelle fasce di orario interessate dall'entrata e dall'uscita da scuola. Altre aziende hanno aggiunto corse con partenze differenziate, ma considerato che gran parte degli istituti non ha adottato questo sistema, l'iniziativa non ha sortito gli effetti sperati. In alcune aree della Calabria, poi, dove sono stati adottati i doppi turni, non sono previsti servizi di autobus in orari pomeridiani. Difficile, in presenza di una frequenza più massiccia, come segnalato da alcuni studenti, il rispetto del limite di carico massimo per ogni mezzo, che è pari al 50% della capienza normalmente ammessa. Nelle classi ieri pochissimi alunni, percentuali bassissime, salvo qualche eccezione, nonostante qualche istituto abbia preteso una motivazione per aderire a ciò che l'ordinanza regionale ha reso possibile senza se e senza ma. Con la riapertura delle scuole bisognava dunque verificare anche e soprattutto la risposta del sistema dei trasporti, perché è proprio su questo punto che verte l'attenzione di genitori, studenti e dirigenti scolastici. Ma quali le criticità riscontrate? Più che criticità, praticamente rispetto al piano, ai piani di trasporti integrativi, dei servizi aggiuntivi che erano stati elaborati con il coordinamento delle prefetture, abbiamo invece rilevato un bassissimo utilizzo percentuale dei mezzi. Come sa, c'è stato un incremento di circa il 30% dei bus per ognuno delle 5 province. Ieri prevedendo sempre un coefficiente di riempimento massimo del 50% per ogni bus, come da indicazioni, da indicazioni sanitarie. Viceversa, ieri è stato registrato in media al massimo un 15% del coefficiente di riempimento, quindi non c'è stato un utilizzo, tanto che non è stato necessario attivare le corse aggiuntive e sono stati utilizzati il bus previsto già sulle linee. Sentivo dal servizio anche che non è possibile servire gli studenti i cui istituti hanno scelto l'ingresso pomeridiano, e questo mi sembra un po' anomalo effettivamente, perché le prefetture hanno contattato tramite l'ufficio scolastico regionale, sono in contatto con ogni singolo istituto, quindi credo che debba essere l'istituto a rappresentare queste proprie esigenze, perché altrimenti non si riesce a fare un coordinamento adeguato. La pagina del maltempo adesso: danni in diversi centri della Calabria, frane e smottamenti soprattutto sulla Calabria tirrenica, colpita anche l'area dove ha sede il santuario di San Francesco di Paola, ha chiesto lo stato di calamità. Calabria sotto assedio, le piogge incessanti di queste ore hanno messo a dura prova la fragilità del terreno, provocando frane e smottamenti, soprattutto sul versante tirrenico della nostra regione. Qui siamo lungo la strada che congiunge Paola a San Lucido, lato mare, invasa dalle acque del torrente Deuda e dai detriti da esso trasportati. Escavatori in azione per dragare il torrente e ripulirlo dai frammenti rocciosi. Le piogge incessanti hanno causato numerosi smottamenti. Ecco cos'è accaduto lungo un'arteria a San Lucido nella notte. La frana ha interessato una strada interna che collega alla strada provinciale via Puppa, dove l'intervento repentino di tecnici e operai comunali per la messa in sicurezza dell'area
ha permesso di ripulire e ripristinare la viabilità in brevissimo tempo. La frana ha interessato il muro di cinta di un'abitazione, ma fortunatamente non ha provocato danni strutturali alla casa, non si registrano infatti feriti. Disagi e smottamenti di terreno si sono verificati anche nella cittadina di Paola. Una frana ha interessato alcune zone adiacenti al santuario di San Francesco. La situazione, fanno sapere dal comune, è continuamente monitorata dalle autorità civili intervenute tempestivamente assieme ai frati minimi sui luoghi limitrofi al santuario. Per fortuna non ci sono feriti e si lavora per mettere in sicurezza l'arteria viaria. Smottamenti hanno interessato anche la strada provinciale 15 che collega Stefanaconi a Vibo, ma ancora sono vivide davanti agli occhi le immagini dei giorni scorsi a Rota Greca, dove sono state evacuate decine di famiglie e dove è necessario monitorare affinché il maltempo non torni a far danni. E a proposito di frane, insomma, danneggiato anche l'acquedotto Abate Marco, il più rilevante degli acquedotti regionali e dal quale dipende l'erogazione per 25 comuni della provincia di Cosenza. La Sorical chiaramente già al lavoro e insomma, sta monitorando appunto la situazione. Chiaramente diversi centri dell'Interland cosentino appunto serviti dall'acquedotto Abate Marco, insomma probabilmente ci saranno disagi appunto nell'erogazione idrica. Intanto una notizia di cronaca: sono stati arrestati dai carabinieri di Palmi i presunti autori della tentata rapina all'ufficio postale della periferia sud di Reggio Calabria. Il fatto è accaduto il 1° ottobre del 2019. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla tentata rapina all'ufficio postale di Rosalina e l'Interland di Reggio Calabria avvenuta nell'ottobre del 2019. Questa notte i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e della compagnia di Palmi, con la collaborazione dello squadrone riportato Cacciatori Calabria e del nucleo cinofili di Vibo, hanno arrestato Antonio Leonello, 54 anni, Francesco Trefiletti, 29 anni, Giuseppe Oliveri, 30 anni. L'indagine condotta dalla Procura di Reggio Calabria ha consentito di accertare il ruolo dei tre che si aggiungono ad altri 4 rapinatori arrestati praticamente al momento della rapina fallita, anche per il coraggioso intervento di un militare dell'Arma che si trovava fuori servizio all'interno dell'ufficio postale. Fu lui ad ingaggiare una colluttazione con un rapinatore, riportò serie ferite e ad allertare i colleghi del 112. Ritornando allo specifico ruolo dei 3 soggetti arrestati oggi, in particolare il Trefiletti, considerato capo del gruppo, aveva trovato, o meglio ingaggiato, gli uomini che considerava adatti al colpo. Nella fase preparatoria della rapina, poi fallita, parlava al telefono usando un linguaggio criptico e indicando i contenuti del piano da attuare, un piano che è andato storto proprio per l'intervento dei carabinieri. La situazione degli impianti di Camigliatello Silano: nonostante gli impegni e le promesse, gli impianti sciistici risentono dell'usura del tempo e dell'abbandono. La pandemia, si sa, ha bloccato tutto, ma a Camigliatello gli impianti sciistici risentono dell'usura del tempo e dell'abbandono, nonostante gli impegni assunti dalle amministrazioni che si sono succedute negli anni alla guida della regione. Il comparto montano calabrese è in grave sofferenza, specialmente quello di Cosenza, perché sia Camigliatello che Lorica hanno delle gravi difficoltà. Il mio post su Facebook faceva un po' un excursus storico su quello che è stato, quello che doveva essere e quello che non è. Lorica è bloccata da 2010, ha un sequestro dal 2017, è una situazione drammatica che non mi pare sia giustamente attenzionata. Non mi sembra che le istituzioni si stiano impegnando adeguatamente per affrontarla. Allora, le promesse fatte in questi anni con l'obiettivo di puntare sulla valorizzazione del turismo in Sila si sono rivelate solo belle parole? Per quanto mi riguarda, lo dico senza proprio peli sulla lingua, sono state un vero e proprio flop. Cioè, l'impianto di Lorica che ci viene propinato come chissà che è un impianto che è praticamente già vecchio, cioè non siamo riusciti a portare a compimento un'opera che non è che sia una cosa stratosferica, di qualche giorno fa l'inaugurazione
di un impianto in Svizzera completamente automatizzato, cioè senza più personale. Ora dobbiamo essere concreti e confrontarci con il resto del mondo in un momento in cui la globalizzazione è la realtà. È vero, si può vivere anche di piccole stazioni e di piccole realtà, però non bisogna nasconderci dietro alibi che non esistono. Cioè, l'impianto di Lorica, per chi realizza queste strutture, è una cosa semplice, non è una cosa complessa. E tutto quello che è stato proclamato in pompa magna si è sgonfiato miseramente. Non solo, non riescono a dissequestrare un bene che è bloccato dal 2017. Cioè, la situazione è drammatica. Mi chiedo, ma a chi interessa il comparto montano? Si chiama AgriWeb ed è la prima fiera virtuale per l'agricoltura della Calabria. Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Carbonara di mare e fusilli calabresi, specialità nostrane preparate in riva allo stretto dal maestro orafo Gerardo Sacco, che si è dilettato come chef alla prima fiera virtuale per l'agricoltura della Calabria. A me mi piace. Un'occasione di confronto fra esperti non solo per parlare di un comparto sempre sulla cresta dell'onda, ma anche delle sfide future grazie all'avvento di nuove tecnologie sia nei mercati nazionali che internazionali. L'azione del GAL si sta incentrando in ultimo proprio sui giovani per far sì che l'agricoltura abbia un risveglio a livello generale anche sul territorio, con nuove aziende e anche in termini occupazionali per i giovani che si stanno accingendo a nuove esperienze. A Reggio Calabria una tavola rotonda con produttori e promotori a confronto sui prodotti locali. Assolutamente è importante perché, come dicevo prima, le imitazioni che ci sono potrebbero ledere la qualità del nostro prodotto, l'immagine soprattutto del nostro prodotto, e quindi mi auguro che alla Regione, che al Ministero abbiano la capacità di capire e di ascoltare le nostre richieste. AgriWeb è una fiera virtuale con oltre 150 espositori. Cerchiamo di fare rete per creare una forza propulsiva in maniera che dia quella spinta giusta al territorio. Il bergamotto ormai è un frutto noto in tutta Italia, è un frutto che ha varcato i confini anche dell'estero, e questa cosa naturalmente può dare un aiuto ai prodotti minori che sono di una grande eccellenza, che sono di grandissima qualità, che però hanno bisogno di visibilità. Adesso il calcio di Serie B con la gara giocata in posticipo dalla Regina, che non è andata oltre lo 0-0 con la Salernitana. Secondo pareggio consecutivo per la Regina, che nel Monday Night conquista un punticino al Granillo con la Salernitana. Nella notte caratterizzata dalla fine del calciomercato sessione invernale, gli Amaranto di Baroni pensano al futuro, ma intanto rosicchiano un piccolo score che li proietta al quintultimo posto in graduatoria con 19 punti. La squadra di Castori resta comunque aggrappata al gruppo delle vice capolista con Monza e Chievo a 35 punti, mentre l'Empoli è saldamente in testa. Ma tornando alla sfida, i padroni di casa hanno tenuto botta per oltre un tempo, dando filo da torcere ai campani, che nella ripresa invece hanno mostrato una nuova veste, riuscendo ad imporre il loro ritmo di gioco e mettendo alle corde i calabresi. Poi l'occasione d'oro con un penalty concesso per questo fallo su Gondo, che viene messo giù da Nicolas. Sul dischetto si presenta Djuric, ma è lo stesso portiere a deviare il tiro e a blindare il risultato. Subito dopo è la Regina a recriminare un fallo non ravvisato dal direttore di gara in area di Bogdan, che trattiene Montalto. Finisce così a reti inviolate ed ora la testa è già al Pescara. Le ultime dal calciomercato. Partendo dal Crotone in Serie A mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto nel reparto di difesa, dove manca qualcosa anche per stessa missione del presidente Gianni Vrenna. Sono arrivati due innesti importanti in attacco come Di Carmine e Unas, ma nel complesso un mercato di poco al di sotto della sufficienza per il Crotone. Mercato nettamente positivo per il Cosenza, superiore certamente alla sufficienza, nonostante le partenze di Baez, che ha consentito alle casse del club del presidente Eugenio Quarascio di poter respirare. Il Cosenza ne esce rafforzato
rafforzato con elementi dal sicuro affidamento come Gerbo, lo stesso Mbakogu che è stato comunque valutato atleticamente, e Marcello Trotta. La Reggina invece credo che il mercato, così come il Cosenza, sia stato fatto in linea con le idee dell'allenatore, anche qui quindi credo al di sopra della sufficienza, un 6,5 per entrambe. C'è particolare curiosità anche per uno degli ultimi arrivi in ordine di tempo per la Reggina, quello Conquo, che consentirà a Marco Baroni di poter contare su una freccia importante soprattutto sulla fascia. In Serie C in casa vibonese c'era poco sinceramente da dover rinforzare, la rosa è comunque sufficientemente adeguata per le esigenze di mister Galfano e credo che la sufficienza rispecchi l'operato del direttore sportivo Condò. Sull'altro fronte anche il Catanzaro dal mio punto di vista si è mosso molto bene, per stessa missione anche in questo caso del direttore sportivo Massimo Cerri, c'era poco da riparare, molta curiosità anche in questo caso per Porcino, un calciatore che dal mio punto di vista potrà dare il suo contributo, ma il Catanzaro ha operato con intelligenza e soprattutto con lungimiranza per un mercato che nel complesso ha rafforzato tutte le compagini calabresi dalla Serie A alla Serie C, un mese difficile, chiaramente contraddistinto dall'emergenza legata al Covid, e nonostante le difficoltà economiche tutte le calabresi hanno fatto il massimo per poter raggiungere i rispettivi obiettivi. La salvezza per il Crotone in Serie A, la salvezza per il Cosenza, qualcosa in più per la Reggina, il Catanzaro che può sognare e consolidarsi per la Vibonese. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Altra seduta positiva per le borse europee, con Wall Street che procede al rialzo. Si affievoliscono i timori per la volatilità causata dalla cosiddetta retail mania, con i forti cali per i titoli finiti nell'occhio del ciclone nei giorni scorsi come GameStop e AMC. Per quanto riguarda i vaccini, gli americani che hanno ricevuto almeno una dose hanno superato il numero dei positivi al Covid e la campagna di immunizzazione a stelle e strisce procede a ritmi record, con una media di circa 1,34 milioni di dose somministrate ogni giorno. In Europa Pfizer, BioNTech e AstraZeneca hanno fornito rassicurazioni sulle prossime consegne, mentre Angela Merkel ha annunciato che tutta la popolazione tedesca sarà vaccinata entro la fine di settembre e il premier britannico Boris Johnson si è detto ottimista sulla possibilità di spostamenti nelle vacanze estive. Dall'agenda macroeconomica sono poi giunti i dati sul PIL del quarto trimestre per l'Italia, a meno 2% trimestre su trimestre, meno 6,6% anno su anno, ed Eurozona a meno 0,7% trimestre su trimestre e meno 5,1 anno su anno. Per l'Italia la contrazione stimata per il 2020 è pari all'8,9%, meno marcato rispetto a quanto previsto dal governo nella NEDEF, meno 9%, e da Banca Italia e FMI, meno 9,4%. A Milano il FTSE MIB chiude in progresso dell'1,1%, ben intonato come il CAC 40 di Parigi e l'Ibex 35 di Madrid a più 1,9%, il DAX di Francoforte a più 1,6%, il FTSE 100 di Londra a più 0,8%, oltreoceano il Dow Jones viaggia a più 2%, l'S&P 500 a più 1,7% e il Nasdaq a più 1,4%, in attesa delle trimestrali di Amazon e Alphabet in uscita stasera. Sul Forex l'euro-dollaro arretra a 1,203, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen è stabile a 105. Tra le materie prime accelerano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 2,3% a $57,6 e il VTI a più 2,5% a $54,9. Sull'obbligazionario il BTP Bund è poco mosso, sopra i 113 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,65%. A Piazza Affari, fra le big cap, gli acquisti premiano soprattutto CNH a più 5,3%, in scia l'upgrade di Equita e alla vigilia dei risultati. Bene anche Tenaris a più 4,1%, Xora a più 3,8% e Saipem a più 3,7%. In coda al FTSE MIB invece Ferrari a meno 3% nel giorno dei risultati per via di una guidance deludente. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Martedì, ultima giornata con piogge che ancora una volta si concentreranno maggiormente sui versanti tirrenici e le zone interne. A seguire si verificherà la rimonta dell'alta pressione africana che apporterà tempo stabile e farà risalire le temperature ben oltre le medie del periodo. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con nubi sparse del tutto innocue al mattino sui litorali tirrenici, in particolare del Vibonese e del Reggino. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.
Domani venti deboli di direzione variabile sul Tirreno, mentre sullo Ionio soffieranno inizialmente dal nord, ma poi si disporranno dai quadranti meridionali a tratti moderati. Il Mar Tirreno sarà mosso, mentre lo Ionio poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.